Assessore, buongiorno, mi vuol concedere 2 minuti del suo tempo? Ci mancherebbe altro. Siamo con l'assessore Corazzari, assessore alla Regione Veneto alla pesca. Siamo qua per questa manifestazione a sostegno dei pescatori contro le nuove direttive dell'Unione Europea che vogliono affossare il mondo della pesca. Sì, effettivamente è in gioco il futuro della pesca nel Mediterraneo, nell'Adriatico, e noi dobbiamo essere in questo momento molto fermi e vicini ai nostri pescatori, perché per noi significa tutelare un settore di straordinaria importanza economica, occupazionale, ma non solo, anche dal punto di vista dell'identità, della tradizione, di ciò che rappresenta la pesca per le nostre città costiere e per la nostra regione. I pescatori, lo sottolineo sempre, sono i primi custodi del mare, sono i primi custodi delle nostre lagune, sono i primi cointeressati a che il mare sia pescoso, che le produzioni siano di estrema qualità e che le nostre lagune siano produttive. Loro, nessuno meglio dei pescatori, può conoscere come si può svolgere una pesca effettivamente sostenibile. Arrivano delle direttive, delle indicazioni a livello europeo, spesso scelte da paesi del nord Europa che non hanno nessuna conoscenza della realtà dell'Adriatico e del Mediterraneo, che rappresentano una vera condanna a morte del settore della pesca. Noi dobbiamo difenderlo per garantire non solo la salvezza di questo settore, ma anche la possibilità per i cittadini di vedere nelle proprie tavole un cibo sano, un cibo di estrema qualità, un cibo che arriva a chilometro zero e non importato dall'altra parte del mondo senza nessun rispetto di norme ambientali. Quindi bisogna coinvolgere i pescatori come protagonisti nella salvaguardia dell'ambiente e della pesca sostenibile, ma bisogna dare loro la possibilità di avere anche quella sostenibilità economica che gli permetta di guardare con fiducia al futuro e di fare la loro attività anche per il futuro.